Riforniva le discoteche del Veneto di GBL, la potente droga sintetica più tristemente nota con il nome di droga dello stupro. In manetto un insospettabile 53enne veneziano, Giovanni Genovese. La faceva arrivare da Milano, il suo nome era comparso nell'indagine che a marzo aveva portato all'arresto di uno studente arrivato all'aeroporto di Bergamo con 13 litri di GBL. Poi in manetta era finito anche un noto DJ milanese, diretto fornitore di Genovese, che a Padova invece acquistava hashish e cocaina. Un doppio canale di acquisto e di approvvigionamento di droghe sintetiche nel milanese e di cocaina e hashish invece qua a Padova. I fornitori di cocaina e di hashish a Padova erano dei nordafricani che a loro volta, attenzionandoli, ci hanno portato a questo bazar che è stato poi perquisito, a cui viene contestato il riciclaggio. I soldi provento di spaccio venivano utilizzati per acquistare auto in Germania, Mercedes, Volkswagen e potenti motociclette che poi venivano rivendute in Tunisia. Il blitz nel bazar etnico di via Trieste, utilizzato come deposito e lavanderia del denaro guadagnato illecitamente con la droga. Da cui partivano molti viaggi in bicicletta dei tre nordafricani che spacciavano tra le piazze e la stanga. Uno di loro, il fornitore più anziano, per evitare la polizia consegnava direttamente la droga a casa dei clienti. Un giro d'affari di centinaia di migliaia di euro, non solo per la cocaina e l'hashish, ma soprattutto per la droga dello stupro che costa 15 euro a dose. Si tratta tra l'altro del sequestro più grande d'Europa, effettuato soltanto dai 13 litri scarsi che sequestrammo al aereo, possono venire fuori tra i 30.000 e i 50.000 dosi.